Non tardano ad arrivare anche i messaggi di solidarietà degli altri due candidati a sindaco di Carbonera. Quello che è accaduto a Federica Ortolan è una vergogna, ci riferisce il sindaco uscente Gabriele Mattiuzzo. Questi attacchi sessisti nei confronti anche della mia avversaria io non posso assolutamente accettarli. È una cosa vergognosa. Della stessa opinione anche Ruggero Bonacina. Esprimo la massima solidarietà nei confronti della candidata e mi auguro che ciò non avvenga mai più. La campagna elettorale si deve fare nel pieno rispetto delle regole, senza offese nei confronti dei candidati, specie se di natura sessista, a donne che appartengono o vogliono fare parte del mondo della politica. Pieno appoggio e sostegno a queste donne che purtroppo subiscono queste violenze. Sono al loro fianco e ribadisco la mia contrarietà assoluta a questi attacchi. Ovviamente non condivido per nulla ciò che viene fatto nei riguardi dei candidati sindaci come offese, soprattutto nell'ambito poi sessista, perché ci sono ben 22 donne candidate nel nostro territorio e credo sia una risorsa importante da valorizzare. In futuro, ci dicono i candidati, sarebbe opportuno combattere ogni sorta di offesa sessista nella rete. È impensabile che sui social uno possa dire tutto quello che vuole. Questo è un problema che dovremmo porci anche per il futuro.